Andrea Palladio è uno degli architetti più importanti di sempre, scopriamo perché. Palladio non inventa elementi completamente nuovi, ma rielabora l'architettura classica secondo criteri di razionalità, proporzione e funzionalità, adattandola alle esigenze a lui contemporanee, creando opere tra le più innovative e influenti del Rinascimento. Dal punto di vista progettuale, Palladio, influenzato da Vitruvio, dà la priorità a proporzioni, simmetria e chiarezza compositiva. Un corpo centrale spesso a doppia altezza, attorno al quale si dispongono stanze di forma quadrata o rettangolare con i rapporti dei lati 1 a 2 o la sezione aurea. Le innumerevoli possibili combinazioni danno modo ad adattarsi ad ogni esigenza, mantenendo sempre un elegante equilibrio. Anticamente elementi decorativi come colonne, frontoni, logge e portici venivano usati per edifici religiosi o monumentali. Palladio li utilizza anche per ville, spesso realizzandoli in materiali economici come mattoni rivestiti da stucco, rendendoli estremamente più accessibili e diffusi. Le ville, spesso sopraelevate su un basamento per prevenire l'umidità, vengono progettate in stretto rapporto col paesaggio e caratterizzate da decorazioni misurate, aspetti che verranno ripresi secoli dopo dall'architettura moderna. Prima le ville venete non avevano una vera integrazione organica tra l'area padronale e quella lavorativa. Palladio rende tutto unitario. Gli annessi agricoli in barchesse simmetriche ai lati e in molti casi collegati al corpo centrale residenziale. Nel trattato I 4 libri dell'architettura del 1570 descrive gli ordini architettonici, le tecniche costruttive e le proporzioni da rispettare, rendendo la sua architettura replicabile anche da progettisti lontani geograficamente. Replicabilità, armonia e funzionalità saranno poi la chiave per il successo di quello che sarà poi definito palladianesimo, uno stile che si diffonde in tutto il mondo e apprezzatissimo in Inghilterra e Stati Uniti.